Ciao, oggi vi presentiamo la 7ª puntata del TG Sicurezza Scuole Geniali, realizzato dai giovani per sensibilizzare soprattutto gli adulti. Seguiteci e passate parole agli amici per far conoscere questo innovativo progetto educativo dedicato alla sicurezza sul lavoro stradale e nautica. Senti le cose importanti che dice Chiara Rispetta. Chiara ricorda che la sicurezza è una forma di rispetto. Rispetto per se stessi, per i colleghi e per chi ci aspetta a casa. Ogni regola non è un obbligo, ma un gesto di cura verso la vita. La prevenzione si chiama Alvise Faro. Alvise illumina i pericoli prima che diventino incidenti. Come un faro nella notte, guida tutti verso le scelte più sicure. Prevenire significa vedere prima ciò che può diventare un rischio. Ecco anche i due spot e i due poster sulla sicurezza della Scuola Geniale Spallanzani di Mestre. Ciao, come va? Cosa? Ciao, come va? Cosa? Ho capito, senti, ma ho dimenticato di mettere le cuffie. Ehi, c'è la cosa di successo all'occhio. Non mi ha messo gli occhiali. Non erano necessari, avevo pensato. Hai cambiato taglio di capelli? Moderno. No, ho dimenticato di staccare tutto e ti metto i guanti. Ma cosa ti sei fatto? Ero in ritardo e non avevo le scarpe antinfortunistiche. Tu cosa hai fatto alla testa? Non avevo il casco, faceva troppo caldo. Anticipa il rischio, lavora sicuro. Mai abbassare la guardia. Ciao ragazze, come va? Bene, dai. Posticipa i post. Resta vigile. Vediamo ora la Scuola Geniale Spallanzani di Mestre che ha intervistato l'addetto alla sicurezza di un'azienda. Siamo della Scuola Geniale Spallanzani e oggi intervistiamo Francesco Zaffalonna, addetto alla sicurezza di un'azienda. Qual è la regola più importante di sicurezza che non bisogna mai dimenticare? Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito. Possiamo suddividere in 3 concetti di base. Pensare prima di agire, seguire sempre le regole e proteggere voi stessi e gli altri. Come si può fare più prevenzione per la sicurezza? Fare più prevenzione della sicurezza significa agire prima che succeda un incidente, quindi individuare i rischi, formazione e informazione, usare le protezioni, creare buone abitudini, controlli e manutenzione, comunicare i pericoli. Grazie per il suo messaggio. Dalla Scuola Spallanzani di Mestre è tutto, linea allo studio. Concludiamo con i consigli degli ingegneri tutor della Scuola Geniali Spallanzani di Mestre. Rivolgo ai giovani un invito semplice ma fondamentale. Mettete sempre la sicurezza al primo posto, sulla strada come sul lavoro. Un attimo di distrazione, una leggerezza o la fretta di fare prima possono avere conseguenze molto gravi. Per questo è importante rispettare le regole, mantenere alta l'attenzione e non sottovalutare mai i rischi. La sicurezza non è un obbligo formale, è un valore concreto che tutela il presente e il futuro. Significa rispetto per se stessi, ma soprattutto per gli altri. Mi raccomando, ciao! Grazie per aver seguito il TG Sicurezza. Il progetto Scuole Geniali è promosso da INAIL Veneto e Ordine Ingegneri Venezia, insieme a Veneto Strade e Fondazione Ingegneri Veneziani. Ringraziamo il Consiglio Nazionale Ingegneri per il patrocinio e per il supporto la Banca di Credito Cooperativo Veneta, la Fondazione Archivio Vittorio Cini, Edison, AI Progetti e Planum.